Buonasera a tutti, sono Massimo Rocco e oggi vi accompagnerò in questa presentazione di Excel. La versione che utilizzo è la versione 2016 di Excel. Sapete che Excel è un foglio di calcolo che fa parte del pacchetto di Microsoft Office, che comprende anche il Word, l'Access, PowerPoint, eccetera, eccetera. Excel, foglio di calcolo, quindi è uno strumento che ci permette di elaborare dei dati. Se siete già abituati ad utilizzare programmi in ambito Microsoft, dovreste già avere una certa confidenza con il menu dei software di Microsoft. Anche in questo caso Excel è strutturato esattamente come lo può essere Word, che forse è un programma che utilizzate sicuramente di più. Tanti comandi si assomigliano, la filosofia poi è sempre la stessa. Excel, quando voi aprite un documento di Excel, aprite quella che viene chiamata una cartella di lavoro. Una cartella di lavoro è costituita a sua volta da un certo numero di fogli. Quelli che vedete in basso, che adesso hanno dei nomi e colori diversi, rappresentano i fogli di Excel. Ogni foglio di Excel è costituito da un certo numero di righe e da un certo numero di colonne. Le colonne sono identificate con delle lettere, le righe sono identificate con dei numeri. Quante righe e quante colonne avete a disposizione dipende un attimo dalla versione di Excel che usate. Perché? Perché fino alla versione 2007 di Excel avevate a disposizione 65.536 righe e i 256 colonne. Con le versioni successive, invece, Microsoft, adottando i 64 bit, eccetera, eccetera, ha dato la possibilità all'interno di un foglio di lavoro di avere molte più righe e molte più colonne. Quante? Ne avete all'incirca 1 milione di righe e 16.000 colonne. Questo vi dà l'idea di quanti dati possa contenere un foglio singolo di Excel. Se poi partiamo dal presupposto che una cartella di lavoro può avere tantissime cartelle, diventa veramente uno strumento molto potente. La base di un foglio di Excel è la cosiddetta cella. La cella è sempre identificata il riferimento di una cella è sempre identificato dall'intersezione della colonna con la riga. Quindi in questo momento io mi trovo nella cella A1 e lo posso vedere anche da questa casellina qua che prende il nome di casella del nome. Dopo vedremo che la casella del nome ci tornerà anche utile perché potremo assegnare ad una cella o un intervallo di celle dei nomi. Quindi spostandovi nel vostro foglio avrete sempre l'indicazione nella casella del nome a quale cella si sta facendo riferimento. Quindi in questo caso adesso mi sono spostato nella cella D9. Ok? Vedrete che il riferimento di una cella diventa importantissimo nel momento in cui noi andremo a utilizzare delle formule o andremo a utilizzare delle funzioni che dovranno fare riferimento a una determinata cella. Che cosa può contenere una cella? Banalmente una cella può contenere un testo, può contenere un numero, può contenere una data. Oppure una cella può contenere anche una formula o una funzione. Perché non vi ho ancora messo la data come esempio? Perché per Excel le date sono comunque dei numeri. Excel non fa differenza tra data e numero, perché per Excel la data è un numero che parte dal 1° gennaio del 1900. Quindi il numero 12 potrebbe essere un numero, ma potrebbe anche essere una data. In questo caso, se il 12 dovesse rappresentare una data, sarebbe il 12 gennaio del 1900. Perché si fa sempre questa precisazione? Perché molte volte succede che
utilizzando una formula o prendendo dei dati da altre fonti, ci si aspetta una data, in realtà Excel ci fa vedere un numero. Se Excel mi fa vedere un numero e so che in realtà quel numero è una data, dovrò agire sul formato di quella cella. Ok? Vi faccio subito un esempio, ma dopo il formato delle celle lo vediamo. Se io clicco questa parte qui dello schermo dove ho tutti i formati che può avere una cella, se io scelgo data in cifre, ecco che questo 12 mi viene fuori 12 gennaio del 1900. Quindi confermiamo il fatto che per Excel le date sono dei numeri. Ok? Se avete osservato prima, altra cosa da specificare, soprattutto visto che stiamo partendo proprio dalle basi, vi faccio vedere la distinzione tra quando si scrive un testo che deborda dalla larghezza della colonna e quando si scrive invece un numero che deborderebbe dalla colonna e quindi non si riesce a vedere. Quindi se osservate la differenza, Massimo Rocco, la larghezza del testo di Massimo Rocco è superiore alla larghezza della colonna e quindi è riuscito a debordare in fase di visualizzazione anche su quello che sarebbe la colonna B. Il numero invece non lo fa, quindi quando vi vengono fuori degli asterischi significa che molto probabilmente il numero visualizzato è più largo della larghezza della colonna. In questo caso che cosa si fa? Si può allargare la colonna in maniera manuale, portando il cursore tra il confine tra le due colonne e variando la larghezza, oppure molto più semplicemente si può fare un doppio clic con il mouse, sempre al confine tra le due lettere che distinguono le due colonne, e automaticamente la larghezza della colonna si adatta al contenuto maggiore. In questo caso si è adattato alla scritta Massimo Rocco. Vi dicevo prima che può contenere anche una formula, quindi se io scrivo 12 e scrivo 12, in questa cella potrei usare una formula. Le formule in Excel iniziano sempre con il segno di uguale. Quindi quando io dovrò inserire una funzione o dovrò inserire una formula matematica per fare dei calcoli, queste devono essere sempre precedute dal segno di uguale. Se non fate il segno di uguale, non state inserendo una formula e quindi il risultato poi visualizzato nella cella chiaramente è diverso da quello che vi aspettate. Quindi faccio il segno di uguale, adesso dovrei fare 12 più 12. Che cosa conviene fare? Sicuramente non conviene scriverlo, perché nel momento in cui io lo scrivo, come se stessimo scrivendo su un foglio di carta, che cosa può succedere? Che sicuramente il risultato è corretto, ma se io vado a cambiare il contenuto di questa cella, il mio risultato non cambia, perché ho inserito una formula che fa riferimento a dei valori costanti e non a delle variabili. In questo caso le variabili sono quelle che sarebbero contenute in queste due celle. Quindi la soluzione corretta quale sarebbe? Quella di selezionare la cella che mi contiene il numero, e quindi in questo caso faccio un clic sulla cella, e se osservate automaticamente mi prende il riferimento di questa cella, utilizzo il segno di somma, quindi il più, e seleziono la cella, l'altra cella, e quindi il riferimento in questo caso è B5. In questo caso ottengo un risultato e indipendentemente, cioè nel momento in cui io vado a modificare un valore, naturalmente il risultato si aggiorna. I segni utilizzabili nella barra delle formule sono il più per la somma, il meno per la sottrazione, l'asterisco per la moltiplicazione e la slash, quindi la barra obliqua, quella che avete sopra il 7, o se usate il tasterino della calcolatrice, diciamo, lo trovate di fianco al segno della moltiplicazione, e per le divisioni. Ok? Quindi se io faccio A5 diviso B5 devo usare questo carattere qua, se voglio fare la moltiplicazione devo usare l'asterisco. Quindi scordatevi il segno della X per la moltiplicazione e va usato l'asterisco. D'accordo?
Altra cosa, beh, le funzioni le vediamo dopo. Vediamo subito il discorso dei riferimenti delle celle. Facciamo questo esempio. Supponiamo di avere una serie di numeri, ok? E supponiamo di avere il totale, eccolo qui, ok, e in una cella di avere una percentuale di sconto. Facciamo questo esempio banale, uno sconto del 20%, d'accordo? Quindi mettiamo anche delle intestazioni qui se volete, quindi non so, quantità, ok? Tanto per capire che cosa stiamo facendo. Quantità, qui possiamo mettere il prezzo e qui abbiamo il totale. E poi qui voglio la percentuale, chiamiamolo lo sconto, ok? Allora, come agiamo in questo caso? Abbiamo scritto, la formattazione la vediamo dopo, quindi il colore delle celle, il testo, i bordi, per sistemare la tabella facciamo tutto dopo, non vi preoccupate. Adesso mi interessava più concentrarmi sul fatto del calcolo. Quindi noi abbiamo scritto uguale a 5 per B5, perché deve moltiplicarmi queste due celle. Se io mi vedo in questa posizione qua, che cosa dovrei fare? Dovrei prendere questo numero e moltiplicarlo di nuovo per questo. Quindi, per uno che non conosce bene Excel, che cosa fa? Si mette qui e ripete il calcolo, quindi fa uguale, seleziono questa cella, moltiplicato questa. Sicuramente il risultato adesso è corretto. Chiaro che se io dovessi avere 1000 righe di questo tipo, andare a scrivere 1000 volte la stessa formula diventa un po' complicato. Allora Excel ci viene in aiuto con che cosa? Ci viene in aiuto con il fatto di poter trascinare una formula nelle quattro direzioni, quindi in basso, a destra, a sinistra, in alto, e ci dà la possibilità che nel calcolo vengano presi i riferimenti giusti di quella riga. Ok? Allora, come si fa? Se io porto il cursore su questo quadratino nero qui, che vedete che il cursore cambia, diventa una croce nera. Quindi la croce bianca è una croce di selezione della cella. Okay? Quando invece il cursore del mouse diventa con una croce nera, significa che siamo in modalità trascinamento, quindi possiamo trascinare il valore di una cella per fargli compiere determinate azioni. In questo caso, siccome ho scritto una formula, se io la trascino questa cella verso il basso, Excel che cosa farà? Mi andrà a completare la formula andando ad aggiornare i riferimenti della cella. Quindi se osservate, qui abbiamo scritto a 5 per B5, qui Excel mi ha scritto in automatico a 6 per B6, qui mi ha scritto in automatico a 7 per B7. Quindi abbiamo la possibilità di scrivere una formula sola e poi usare il trascinamento verso il basso, destra, sinistra, dopo vediamo le differenze, in modo tale da aggiornare i riferimenti. In questo caso, quando un riferimento è scritto in questo modo, a 5 per B5, ok? O a 6 per B6, quello che è, si dice che questi riferimenti sono relativi. Quindi, quando un riferimento è relativo, se io trascino una formula con dei riferimenti relativi, i riferimenti si aggiornano, ok? Tenete a mente questa frase perché adesso la capite un po' meglio facendo un altro tipo di riferimento che è quello assoluto. Passiamo allo sconto. Voglio calcolare la percentuale di sconto che ho scritto in questa cella e vedere di quanti soldi posso andare a risparmiare rispetto ai 1708. Quindi la formula quale sarà? Dovrò sempre iniziare con il simbolo di uguale, selezionerò il totale e lo moltiplicherò per la percentuale di sconto. In questo caso la formula è C5, quindi prendi il contenuto della cella C5 e moltiplicalo per il contenuto della cella G1. Nel momento in cui io premo invio, naturalmente mi viene fuori la percentuale di sconto corretta, quindi 341,6 euro. Se io dovessi fare come prima, giusto perché qui tutto sommato dovremmo sempre fare la stessa moltiplicazione, chiaramente prendendo questo riferimento. Quindi se io dovessi fare l'operazione di prima, di trascinare verso il basso, ottengo un risultato che
per uno che non conosce molto bene Excel, diventa un risultato inaspettato. Cioè non ci si aspetta che venga fuori 0 in entrambi i casi. Che cosa è successo? È successo che se andiamo a analizzare la formula che abbiamo scritto, è corretto C5 per G1. Se vado nella formula successiva, scopro che mi sta moltiplicando C6 per G2. Per sapere sempre quali sono le celle che sta prendendo riferimento, se voi ci cliccate sopra, Excel, questa è una bella cosa, vi evidenzia con colori diversi quali sono le celle a cui sta facendo riferimento. Scopro che cosa? Che mi sta moltiplicando questo per una cella il cui contenuto è 0. Perché? Perché siccome nella formula abbiamo scritto dei riferimenti relativi delle celle, trascinando verso il basso, Excel fa esattamente quello che ha fatto prima. Va anche in questo caso verso il basso nelle celle successive. In questo caso non va bene, perché? Perché Excel dovrebbe moltiplicarmi sempre per questa cella qui, perché questa cella qui mi deve rimanere costante nel riferimento. In questo caso, allora, si deve adottare quello che è chiamato il riferimento assoluto, mentre questa cella, la C5, deve avere un riferimento relativo, G1 deve avere un riferimento assoluto, perché trascinando verso il basso deve sempre fare riferimento a questa cella. Come si ottengono i riferimenti assoluti? Si ottengono introducendo un simbolo, che è il simbolo del dollaro, all'interno del riferimento della cella. Quindi nella formula che cosa dovrò fare? Dovrò cliccare nel riferimento della cella che deve avere un riferimento assoluto, quindi clicco su G1 e premendo il tasto funzione F4, perché potrei anche scriverli, ma è scomodo scrivere i dollari, anche perché poi si sbaglia sempre a dove metterli, cliccando il tasto funzione F4 avete la possibilità di modificare il riferimento di questa cella. Se osservate mi ha messo in automatico un dollaro prima della colonna e un dollaro prima della riga. In questo caso questa cella si dice che ha un riferimento assoluto completo, che è quello che dobbiamo usare noi. Se lo cliccate ancora cambia il riferimento, in questo caso il dollaro precede l'1, quindi è un riferimento misto, non li usiamo oggi perché sono casi un po' particolari, comunque ve lo spiego, in questo caso mi terrebbe costante il riferimento della riga ma non della colonna. Se premo F4 un'altra volta mi fa il contrario, quindi mi tiene bloccato il riferimento della colonna ma non la riga. In questa presentazione di Excel che facciamo oggi rimaniamo fermi sul riferimento assoluto completo, quindi i 2 dollari, ok? Quindi mi tiene bloccato la cella indipendentemente poi da come mi sposterò. Se io adesso premo invio, il primo risultato naturalmente non è cambiato, ma se io trascino verso il basso, adesso ho ottenuto i valori che mi aspettavo. Se osservate nella formula, il riferimento è sempre costante a G1. Ok? Quindi abbiamo visto la differenza tra riferimento relativo e riferimento assoluto. Abbiamo visto che c'è la possibilità in una cella di scrivere un testo, di scrivere una data, sapendo che comunque Excel le date le interpreta come numeri, e abbiamo visto la possibilità di inserire all'interno di una cella una formula matematica, perché queste che stiamo scrivendo non sono altro che formule matematiche. Un'altra cosa che possiamo vedere subito qual è? Il vantaggio di poter scrivere, cioè di poter assegnare ad una cella un nome e questo nome prenderlo come riferimento all'interno di una formula o di una funzione. Vi faccio un esempio, cancelliamo tutto. Questo che cos'è? Per me è uno sconto, ok? Quindi io potrei assegnare a questa cella un nome. Il nome potrebbe essere appunto sconto. Come faccio? Banalmente, perché dopo vedremo che c'è anche la possibilità di farlo in un altro modo, ma questo è quello più semplice, clicco nella cella casella nome e scrivo sconto e premo invio. Che cosa succede? Che questa cella qui si chiama sconto. Ok, vedete, se io mi metto qui, questa cella non ha un nome, quindi Excel mi restituisce il riferimento F3. Se io mi metto in questa cella,
mi restituisce il nome che ha questa cella, in questo caso sconto. Il vantaggio dov'è? Che io potrei scrivere in questo caso la formula che abbiamo scritto prima, quindi uguale questo, ma invece di preoccuparmi di moltiplicarlo per questa cella qui dandogli il riferimento assoluto perché se non mi ricordo poi sbaglio, eccetera, eccetera, posso scrivere per sconto. Se premo invio, ecco che il risultato non è cambiato. Se faccio il doppio clic, ecco che ho risolto il mio problema. Se guardo la formula, vedo che è scritto C5 per sconto. Ok? Ci siamo fino a qua. Quindi questo è un vantaggio dell'assegnare ad una cella, o vedremo dopo, a un intervallo di celle, un nome, e il nome può essere poi utilizzato all'interno di una funzione o all'interno di un calcolo matematico. Attenzione perché, cancello, se io scrivo uguale a questo per, non so, percentuale, perché percentuale, per Pippo, ok? Pippo non è niente perché non l'ho definito e quindi Excel mi restituisce una variabile di errore che si chiama nome, quindi cancelletto nome punto di domanda. Che cos'è? È un messaggio di errore di Excel che mi sta facendo notare che per lui questo nome qui non è riconducibile a niente e quindi non sa che cosa sia. Ok? Quindi è chiaro che se voglio fare come prima, moltiplicare la cella per lo sconto, questo, la cella va prima, gli va prima assegnato un nome, altrimenti otteniamo un errore di questo tipo. Ok? Vediamo un attimo i menu, visto che adesso abbiamo un attimo capito che cosa metterci, vediamo un attimo i menu velocemente. Allora, avete il menu, il menu file lo vediamo dopo perché ci dà la possibilità di gestire il salvataggio, la stampa, la condivisione, eccetera, eccetera. Il menu principale, diciamo, quello che viene anche più utilizzato da questo punto di vista è Home, ok? Nel menu Home che cosa avete? Avete tutta la parte che gestisce il carattere, che è esattamente la stessa del Word. Quindi avete la possibilità di selezionarvi il tipo di carattere, la dimensione in punti, il grassetto, il corsivo, il sottolineato. Avete la possibilità di selezionarvi il colore di riempimento di una cella e il colore del testo della cella. Ok? Qui invece avete la possibilità di selezionare quali sono i bordi che deve avere la vostra cella o il vostro gruppo di celle. Ok? In questa parte qui invece avete la sezione dell'allineamento. Allora, se usate Word sicuramente sapete usare i tre tipi di allineamenti, qui ne manca uno che è il giustificato perché non ha senso, ma avete l'allineamento a sinistra, l'allineamento a destra, al centro, scusate, e l'allineamento a destra. In Excel in più, ma ce l'avete anche in Word se usate le tabelle, avete la possibilità di allineare anche in alto, al centro e in basso rispetto alla cella. Questo tipo di allineamento ha senso nel momento in cui l'altezza di una riga è maggiore rispetto al testo che avete inserito. Per esempio, per aumentare la larghezza della colonna abbiamo visto che si porta il cursore nel confine tra l'A e il B. Per invece aumentare o diminuire l'altezza della riga ci si porta tra una riga e un'altra e si alza quanto si vuole. Se osservate adesso questo è un allineamento verso il basso, io posso portare l'allineamento della scritta al centro o in alto. Ok? Questo lo si vede solamente quando appunto l'altezza della riga è superiore alla dimensione del carattere. La stessa cosa vale per questo, che è l'orientamento del testo, quindi si può orientare un testo a seconda delle esigenze di formattazione del nostro foglio di lavoro. Ok? Altra cosa importante, la freccia, che ce l'avete anche in Word, io faccio riferimento a Word perché penso sempre che sia quello che usate di più, si possono annullare tutte le operazioni fatte in precedenza e quindi si può tornare anche alla situazione iniziale. Ok?
Testo a capo, il testo a capo è molto utile perché in Excel se io definisco la larghezza di una colonna, questa vale sempre per tutto ciò che c'è contenuto. Quindi in questo caso potrei avere una scritta molto lunga, ma poi avere dei numeri di dimensioni ridotte. La larghezza della colonna vale per tutto, non si può decidere che una riga abbia una larghezza di colonna diversa dall'altra. Testo a capo che cosa serve? Può servire per esempio su un testo molto lungo e avere la possibilità di andare a capo con il testo in modo tale da diminuire la larghezza della colonna per evitare appunto di sprecare anche spazio se non serve magari con dei numeri. Magari dopo quando parleremo del layout di stampa questa cosa la vediamo anche meglio. Qui invece avete la parte di gestione dei numeri, della formattazione della cella, ok? Queste sono tutte scorciatoie che vedete, nel senso che sono quelli che si usano di più, ok? Altrimenti che cosa si può fare? Si può andare sul menu formato, vediamo se riusciamo a farlo anche qua, eccolo qua, pulsante destro del mouse, formato celle. Nel formato celle avete questa finestra qui dove avete la possibilità di decidere come il contenuto deve essere visualizzato. Siccome intuisce che è un numero, ok, mi presenterà le categorie relative ai numeri, quindi può essere un numero generale che non ha nessun formato, oppure può essere un numero con una certa percentuale con un certo numero, scusate, di decimali, può essere una valuta, possono essere euro, come possono essere qualsiasi altre valute, ok? Quindi dollari, inglesi, francesi, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Adesso questa cosa viene un po' meno, visto che la valuta è l'euro, però se trattate con valute straniere tipo dollari, eccetera, eccetera, si va a cambiare il simbolo della valuta e come vengono gestiti i numeri negativi. I numeri negativi possono essere gestiti o antecedendo al simbolo della valuta il segno meno, oppure segnalando in rosso il fatto che è una perdita, quindi è un numero negativo. Abbiamo la contabilità. Contabilità non cambia niente se non nella posizione del simbolo della valuta, quindi allinea a sinistra il simbolo della valuta e a destra la cifra. Può essere una data, anche in questo caso sulla data possiamo scegliere qual è il formato della data, nel senso che potrebbe essere una data estesa, come potrebbe essere questa, quindi con il giorno della settimana, il numero del mese, il nome del mese, il nome dell'anno, oppure i vari formati ridotti, ok? A seconda di quello che mi interessa andare a visualizzare. Oppure potrebbe essere un'ora, ok? Anche in questo caso le ore hanno i vari formati, nelle 24 ore piuttosto che nelle 12, eccetera, eccetera. Potrebbe essere una percentuale, potrebbe essere una frazione, potrebbe essere a carattere scientifico, quindi notazione in base 10, quindi in esponenziale, oppure, ma non riusciamo a vederle, possono essere delle formattazioni personalizzate. Sempre in formato celle avete l'allineamento, quindi l'allineamento che è un po' quello che abbiamo visto qui, quindi allineamento standard, orizzontale, verticale, testo a capo, unione delle celle, lo vediamo adesso, e l'inclinazione del testo, un po' come abbiamo fatto prima usando questo simbolo, questa scorciatoia qui. Qui abbiamo il carattere, stessa cosa che abbiamo visto nella scorciatoia, qui abbiamo i bordi e qui abbiamo il colore del riempimento. Ok? L'ultima cosa, ma questa non riusciamo a vederla, è la protezione. Cioè una cella si può bloccare, ok? E si può anche nascondere nel senso che non si fa visualizzare la formula che contiene quella cella. Naturalmente il fatto della protezione si attiva solamente nel momento in cui si protegge il foglio. Quindi in questo caso questa cella è bloccata, ma finché non vado a proteggere il foglio, io su questa cella ci posso lavorare. Vediamo degli esempi di formattazione. Possiamo formattare questa come tabella, quindi uso i bordi, ok? Posso decidere di fare i vari allineamenti. In questo caso posso andare a
usare un colore di riempimento scuro con un testo bianco. Ecco, in questo caso qui la cella questa non deve avere nessun bordo, quindi lo elimino. Nessun bordo, eccolo qua. No, mi sono fregato perché giustamente gli ho tolto anche questo, eccolo qua, messo a posto, e il titolo lo possiamo andare anche a centrare. Ecco, in questo caso abbiamo realizzato la nostra tabellina. Ok? Altra cosa possiamo inserire in una cella? In una cella potremo anche inserire, e qui lo vediamo nel menu dati, una convalida. Ok? Allora, qual è il problema? Il problema quando si usa Excel è che uno dei problemi più grandi che si ha è nell'immissione dei dati, cioè i dati che noi andiamo a immettere devono essere dati corretti. Per immettere un dato corretto possiamo anche fare delle regole di convalida, in modo tale che chi immette dei dati immetta dei dati che rientrano nel range di valori che noi decidiamo di accettare. Okay? E questo si può fare tranquillamente in una cella. Facciamo un esempio. Supponiamo che la quantità, per esempio, debba rientrare in un certo range. Okay? Quindi adesso io li cancello. Cosa faccio? Seleziono queste celle, o tutte, adesso potrebbero essere tante, ma in questo caso ne abbiamo solo 3, vado sul menu dati, quindi convalida dati. Nella convalida dati posso andare a scegliere che cosa si deve inserire. Se osservate, come valore di default è qualsiasi valore. Se io clicco l'elenco a discesa, posso decidere che devo inserire solo un numero intero, un numero con decimali, potrei scegliere da un elenco di valori, deve essere una data, deve essere un'ora, o la lunghezza di un testo deve avere determinati caratteri. Se io decido che le quantità sono solo numeri interi, dico ok, mi devi accettare solo numeri interi. Numeri interi che possono essere tra due valori, non compreso tra dei valori, uguale a, diverso da, maggiore di, minore di, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qua la scelta va fatta in base a qual è il range di dati che noi vogliamo andare a mettere dentro. Potrei dire che cosa? Che la quantità deve essere maggiore, per forza di cose, di 10. Okay? Quindi non accetto ordini inferiori alle 10 unità. Posso anche decidere di dare un messaggio di input a chi mette dentro dei dati o un messaggio di errore nel momento in cui uno sbaglia. Il messaggio di input è un po' antipatico perché ogni volta che io devo mettere dentro un dato mi viene fuori il messaggio di input. Okay. Una volta che so che cosa devo fare è inutile che ogni volta venga ricordato. Più comodo forse è il messaggio di errore, dove si può dire al messaggio di errore devi inserire quantità maggiori di 10. Ok? Ok. Se io metto 12, il valore me lo accetta. Se io metto 2, mi dice devi inserire quantità maggiori di 10. Quindi io posso riprovare e mettere il valore che a me serve. Un'altra cosa che potrei fare, per esempio, non so, descrizione. Supponiamo di voler mettere delle descrizioni, sempre basandoci su un convalida dei dati, dopo vediamo perché, conviene fare così, posso dire che cosa? Di scegliere tra un elenco. Ok? L'origine di questo elenco potrebbe essere, non so, penne, fogli, adesso sto veramente inventando qualcosa, o pennarelli. Ok. In questo caso, se osservate, rispetto a prima che abbiamo applicato una regola di convalida, siccome devo scegliere, mi viene fuori il pulsantino di scelta. E in questo caso ho i 3 elementi che io devo andare a scegliere. Quindi penne, posso scegliere i fogli e posso scegliere i pennarelli. Qual è l'utilità di fare questa cosa? Adesso sto mettendo anche il bordo in modo tale che abbiamo allineato tutto. Qual è l'utilità di questa cosa? Che evito di inserire dei dati. Intanto la velocità di scelta, nel senso che un conto è scrivere penne e un conto è selezionarlo, mi viene fuori immediatamente. Ma poi ho la certezza che qualsiasi riga, la scritta della descrizione sia uguale per tutti, perché poi potrei usare dei report basandomi sulla
sul valore penne, è chiaro che se penne l'ho scritto in un modo piuttosto che in un altro, le cose sono completamente diverse, quindi anche nel report è come se fossero due valori diversi. Ok? Una cosa per esempio che si sbaglia tantissimo è quella, quando si mette uno spazio. Ok? Se io scrivo Massimo e premo invio, ho scritto Massimo, ma se io scrivo Massimo e premo per sbaglio o comunque perché sono abituato alla barra spaziatrice, apparentemente queste due cose qui sono uguali. In realtà per Excel questo valore è diverso da questo, perché questo mi contiene uno spazio. Tanto è vero, adesso vi inserisco anche una funzione, ma dopo ve lo spiego meglio. Se io gli chiedo a Excel quanto lungo è questo testo, lui mi dice che questo testo è lungo 7. Ma se io gli chiedo quanto lungo è questo testo, lui mi dice 8. Per me sono la stessa cosa, in realtà non lo sono. Quindi introdurre dei dati in maniera corretta è una cosa fondamentale quando si ha a che fare con Excel, perché sbagliare una descrizione, sbagliare un codice, eccetera, eccetera, può avere delle conseguenze poi nel calcolo e questo diventa grave. Ok? Poi ricordatevi sempre che quando si utilizzano le formule ci possono essere due tipi di errori. Un errore che è evidente perché stiamo scrivendo una funzione sbagliata o stiamo scrivendo una formula nella maniera sbagliata e quindi me ne accorgo subito perché Excel me lo dice. L'esempio di prima, no? Banale, se io gli dico moltiplica 7 per Massimo, mi dà un errore. Ok? Quindi qua capisco che ho fatto un errore. Gli altri errori che sono i più subdoli, quali sono? La formula è corretta, ma sto selezionando dei dati sbagliati. A quel punto lì Excel mi dà un risultato. Io sono convinto che quel risultato sia giusto, in realtà non lo è perché ho sbagliato a selezionare i dati. E questo non se ne accorge se non facendo ulteriori verifiche o ulteriori confronto di dati. Ecco perché è importante quando scrivete una formula, soprattutto poi quando la formula viene ripetuta per tutte le righe, capire bene che cosa avete scritto. Ecco l'importanza di avere anche l'identificazione delle celle che stiamo usando con i colori, perché è un attimo sbagliare. Se io sono stanco e scrivo questa formula uguale a questo per, e quando poi vado a selezionare mi slitta il mouse e vado su questo e non presto attenzione al fatto che Excel mi sta facendo vedere due celle su due righe diverse e premo invio, lui il risultato me lo dà, ma mi sta moltiplicando dei valori per un altro. E quindi a questo punto qua sono contento che la formula l'ho scritta, però in realtà sto scrivendo una formula sbagliata. Quindi massima attenzione anche su questo. Ok? E passiamo alle funzioni. Allora, le funzioni di Excel le trovate dove? Le trovate nel menu formule. Ok? Nel menu formule che cosa trovate? Trovate tutte le funzioni suddivise per categorie. Le categorie sono tantissime. Ok? Vi faccio vedere qui un altro sistema che non è un po' meno grafico, ma è più veloce da vedere. Abbiamo delle funzioni che sono legate al mondo finanziario, ok? Quindi abbiamo tutto ciò che è legato alla finanza, quindi ammortamenti. Qua è chiaro che bisogna essere del settore perché io potrei sapere come funziona una funzione, ma non so, cioè dal punto di vista tecnico diciamo di Excel, ma non so che cosa sta facendo, ok? È chiaro che se mi parlate di interessi a me, io non so interpretare che cosa sono questi perché non lavoro nell'ambito della finanza, ok? Ci sono delle funzioni legate alla data e all'ora, ci sono delle funzioni matematiche trigonometriche, quindi qua c'è tutto il mondo della matematica. Ci sono delle funzioni che riguardano il mondo della statistica, ci sono delle funzioni che riguardano le ricerche e i riferimenti all'interno di Excel per fare delle ricerche, così come ci possono essere delle, sul database è un po' complicato, delle funzioni che ragionano sul testo
e delle funzioni che ragionano, sono funzioni chiamate logiche, che ci danno la possibilità di far fare delle scelte a una formula a seconda che si verifichi o no una determinata situazione. Sto pensando per esempio al se, no? Se la cella contiene questo valore fai questo, altrimenti fai qualcos'altro. Queste sono delle funzioni che si usano molto spesso e per Excel rientrano nella categoria delle funzioni logiche. Funzioni più banali, per esempio, sono quelle matematiche di base. Per esempio, adesso qua facciamo così, ripristiniamo un attimo quello che abbiamo cambiato. Io potrei volere la somma, eccolo qua, per B5, ok, eccolo qua, ok, voglio il totale, d'accordo? Voglio sapere quanti soldi, questi sono valute, quindi mettiamo anche a posto anche questo, posso dire è una valuta, ok? Queste invece sono quantità, mi va bene così, ok? Voglio sapere il totale. A questo punto in questa cella voglio calcolare il totale. Molti che cosa fanno? Hanno imparato a usare il segno di uguale, mi selezionano questo, più questo e più questo. Funziona? Certo, me lo dà. Se cambio qualcosa funziona? Certo, perché fa riferimento sempre alla somma di queste tre celle. Però è chiaro, capite bene che se io ho 5.000 righe, ok, o 10.000 righe, 20.000 righe, quelle che sono, andare a fare una cosa di questo tipo è da pazzi, nel senso che comporta un lavoro immane. Quindi ci viene in aiuto, in questo caso, la funzione somma. Ok? Allora io potrei fare che cosa? Potrei andare a inserirla in maniera, diciamo, con un aiutino da parte di Excel. Perché? Perché potrei dirgli, so che la somma è una funzione matematica, sono in ordine alfabetico, scelgo la funzione somma, eccola qua, do l'ok e quindi in questo caso mi viene un'autocomposizione della formula, ok? Dove devo andare a mettere che cosa? Gli argomenti della funzione. In questo caso potrei andare a selezionare l'intervallo di celle, e quindi qua introduciamo il concetto di intervallo, che mi rappresentano appunto le celle di cui io devo fare la somma. Quindi sono in questa posizione qui, cosa faccio? Con il mouse seleziono, lasciando premuto il pulsante sinistro del mouse, l'intervallo di celle a cui io devo fare la somma. Nel momento, l'altro vantaggio qual è? Che mi restituisce immediatamente un valore, quindi già da qua capisco che la formula tutto sommato è corretta perché mi sta dando un valore. Chiaro che Excel non può sapere se effettivamente sto selezionando le celle giuste, qua lo dovete vedere voi e lo vedete sempre perché in questo caso la selezione è tratteggiata e quindi so a che cosa sto facendo riferimento. Do l'ok, automaticamente Excel mi ha scritto la formula, quindi mi ha scritto uguale somma, aperta parentesi, C5, due punti, C7 e ha chiuso la parentesi. Quindi cosa stiamo scoprendo? Stiamo scoprendo che una funzione, perché qui stiamo parlando di funzioni, hanno sempre un nome, sono sempre preceduto dal segno uguale, hanno sempre un nome e hanno sempre degli argomenti. In questo caso l'argomento della funzione somma è un intervallo di celle o un intervallo continuo di celle o un intervallo di celle che non sono contigue. Che cosa significa questo? Supponete che io abbia qui 12, qui abbia 12 e qui abbia 12 e voglia fare la somma di queste tre celle qui. Non sono più contigue come queste, quindi non posso fare come prima di selezionarle con il mouse, no? In questo caso, perché se faccio così mi prendo tutto. Quindi se io volessi sommare questo, cosa dovrei fare? Dovrei fare uguale, usiamo ancora l'autocomposizione, quindi l'abbiamo usata di recente, quindi vediamo, ce la troviamo qui, eccola qua, somma. Nell'autocomposizione dovrei scegliere questo, poi dovrei scegliere questo, scusate, questo, devo scegliere questo e devo scegliere questo, ok? Nel momento in cui io do ok, mi ha scritto che cosa?
rispetto a prima abbiamo usato i due punti C5 e due punti C7, vuol dire tutte le celle che vanno da C5 a C7. In questo caso invece, siccome le celle sono singole, mi ha inserito anziché i due punti il punto e virgola. Quindi leggendo questa formula capisco che Excel sta facendo la somma di tre celle singole. Ok? Quindi, siccome è impossibile sapere a memoria tutte le funzioni, la cosa importante imparare qual è? A come Excel ragiona con le funzioni, di che cosa ha bisogno, e quindi è importante capire bene la sintassi di una funzione. Nel momento in cui io capisco bene la sintassi di una funzione, o mi faccio naturalmente aiutare anche dalla guida di quella funzione, capisco come andarla a utilizzare. Facciamo un altro esempio. In questa cella vogliamo scrivere se sono stato bravo oppure no, ok? Quindi bravo, voglio che venga fuori la scritta bravo o la scritta no bravo nel momento in cui io supero un totale di 10.000 euro, ok? Allora, dal punto di vista logico, che cosa dovrei dire? Se questa cella contiene un valore maggiore di 10.000, scrivi bravo, altrimenti scrivi no bravo. Com'è che ho iniziato la mia frase? No, provo a scriverla qua. Se la cella contiene un numero maggiore, sto scrivendo a cani, maggiore di 10.000, sei bravo, altrimenti no. Se io analizzo questa frase, la frase mi inizia con un se, e quindi è chiaro che il problema lo potrei risolvere nel momento in cui io trovo una funzione che mi ragiona con il se. L'abbiamo vista prima, quindi cosa faccio? Vado sulle funzioni, la posso anche cercare, posso anche dire tutte le funzioni, ok? Mi viene in mente che la mia frase inizia con il se, quindi vado a vedere se c'è una funzione che magari si chiama proprio se. Excel è fatto a livello, cioè, per aiutare le persone, non per complicargli la vita, no? Quindi anche il nome delle funzioni di solito sono riconducibili a un pensiero logico che sto facendo. Trovo la funzione se, eccola qua, e gli do l'ok. Nella funzione se mi dice io ho bisogno che tu, per dire se è vero o se è falso, devo fare un test. Quindi la funzione se fa sempre un test. E il test qual è? Se questa cella qui è maggiore di 10.000. Se è vero che è maggiore di 10.000, cosa vuoi che io faccia? Banalmente gli abbiamo detto scrivi bravo. Se invece non è vero, quindi il test risulta essere falso, mi scrivi no bravo. No bravo. Ok, vedete che già qua mi ha restituito il valore corretto, perché la cella effettivamente è a 15.000, quindi già qua capisco che la mia funzione che io ho scritto è corretta. Mi ha scritto bravo. Andiamo sotto, per andare sotto mettiamo 12. Eccolo qua. Aspettate che qua. Mi ha scritto no bravo. Ok? Quindi se io vado a utilizzare una funzione, devo capire questa funzione come lavora. Per capire come una funzione lavora, devo andare ad analizzare la sua sintassi. La sintassi in questo caso è semplice perché abbiamo tre valori da indicare: il test, il se vero e il se falso. Mi aiuta anche questa descrizione, quindi restituisce un valore se una condizione specificata, dare come risultato vero un altro valore da falso, eccetera, eccetera, e quindi da qua riesco a capire quali sono i parametri da inserire. Se ho ancora qualche dubbio, posso cliccare la guida relativa a questa funzione, mi si apre la pagina dell'help e qui ho la possibilità di avere degli esempi in modo tale da capire come la funzione si deve comportare, quali sono i parametri che vanno indicati. Ok? Quindi, ricapitolando, abbiamo messo del testo, abbiamo messo delle formule, stiamo usando delle funzioni.
abbiamo delle funzioni che sono relativamente semplici, altre che sono un po' più complicate, ok? Anche se questa poi alla fine di complicato non è che abbia tantissimo, però stiamo imparando che le funzioni hanno sempre degli argomenti. Per esempio, molto simile alla funzione somma, abbiamo la media. Se io faccio media, adesso non uso l'autocomposizione, la scrivo, quindi uguale a media, aperta parentesi, e seleziono queste tre celle qui, ottengo che cosa? Ottengo la media dei valori delle quantità. Posso chiedergli analogamente qual è il valore massimo, la quantità massima che io sono andato a ordinare, oppure allo stesso modo la quantità minima che io sono andato a ordinare. Quindi vedete, sono tutte funzioni che sono relativamente semplici, perché in questo caso hanno tutte lo stesso argomento, cioè l'argomento è l'intervallo delle celle a cui la funzione deve fare riferimento per il calcolo. Volevo farvi vedere la possibilità di inserire le cosiddette serie. Allora, in Excel ci sono delle serie che sono predefinite. Per esempio, lunedì, se io devo comporre i giorni della settimana, scrivo lunedì, trascino verso il basso, così come avete fatto prima per inserire una formula, e ho la sequenza dei giorni della settimana. La stessa cosa vale se io scrivo i mesi, ok? Eccoli qua, d'accordo? Un'altra cosa importante, il trascinamento può avvenire nelle quattro direzioni, per cui se io sono qui su giugno e vado verso destra mi aumenta, se vado verso sinistra mi diminuisce. Quindi vedete che le serie possono essere indirizzate nelle quattro direzioni, d'accordo? La stessa cosa vale anche per le date. Se io scrivo 1/05/2020, la data del 1° maggio, se io trascino verso il basso, in 448 mi sono fatto i primi 15 giorni, d'accordo? Mi interessa sapere qual è il giorno della settimana, perché altrimenti non capisco, non posso andarmi ogni volta andare a vedere il calendario, che cosa cambio. Cambio il modo con cui Excel mi sta facendo vedere le date. Quindi, per esempio, andrò sul formato delle celle, che ce l'abbiamo qui, e la data gli dico non la voglio in questo formato che è giorno, mese, anno, ma lo voglio per esteso. Seleziono questo tipo di formato, gli do l'ok, ecco che automaticamente abbiamo imparato che i cancelletti sono perché la dimensione è troppo stretta della colonna, doppio clic, ho ottenuto automaticamente anche i giorni della settimana. Quindi in 448 io potrei tranquillamente fare un semplice calendario. Ok? Quindi questo è il fatto di utilizzare le serie. Allo stesso modo, se io scrivo num1 e trascino verso il basso, questo diventa num 2, 3, 4, 5, 6. Quindi quando ci sono dei numeri, automaticamente riconosce, trascinando verso il basso, che io voglio costruire una serie. D'accordo? Vi volevo far vedere le tabelle pivot. Ok? Allora, supponiamo di avere questa tabella. Ok, una tabella dove è un calendario qui, d'accordo? Dove c'è un'ora inizio, ora di fine, quante ore sono state fatte e le materie, i moduli con il nome del docente. Vorrei raggruppare, capire quante ore ha fatto un docente in questo periodo qua. Adesso io naturalmente la nostra è una scuola, per cui abbiamo a che fare con questi tipi di dati, però potrebbe essere, capite che potrebbe essere qualsiasi cosa, ok? Quindi io ho bisogno di avere un report che mi sintetizzi dei valori in base a un valore di riferimento, ok? Quindi io vorrei crearmi una tabella dove io ho per ogni docente, quindi per ogni elemento afferibile alla colonna docente, sapere per esempio quante ore sono state fatte, ok? Ci siamo, quindi qui ho il calcolo di quante ore ha fatto, quindi ho una, sono tutte ore singole, eccetera, eccetera, però vorrei un report riepilogativo. In questo caso vi viene molto d'aiuto quelle che vengono chiamate le tabelle pivot. Okay? Le tabelle pivot dove le trovate? Nel menu inserisci, quindi inserisci che cosa? Una tabella pivot.
Tanti le considerano complicatissime fare le tabelle pivot. In realtà, per come poi Excel si è evoluto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni con le varie versioni, le tabelle di pivot sono diventate veramente qualcosa di semplice da costruire, perché si ragiona molto sulla grafica della costruzione della tabella. Quindi io mi posiziono all'interno di questa tabella e gli dico, ok, voglio una tabella pivot, ok? Andiamo a leggere la descrizione, consente di organizzare e ripilogare dati complessi in una tabella pivot, eccetera, eccetera, eccetera. Seleziono. Naturalmente, siccome io mi ero posizionato all'interno di una tabella, Excel la riconosce. Attenzione, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, facciamo a nulla. Affinché si possano utilizzare tabelle pivot, è importante che la tabella sia organizzata a mo' di database. Quindi che cos'è che ha un database? Ha delle intestazioni delle colonne che mi fanno, che assegnano, diciamo, un nome alla colonna. Quindi la riga è il record. Adesso non so se avete esperienza di database, eccetera, ma la riga è il record, mentre la colonna è il campo. Il campo, che è omogeneo, quindi conterrà sempre gli stessi dati, deve avere sempre un nome. Quindi quando io utilizzo una tabella pivot è necessario che la tabella sia strutturata come un database, quindi la prima riga della tabella pivot deve essere una riga in cui vengono assegnati i nomi dei campi, ok? Questi invece sono i dati veri e propri, quindi sono i record della mia tabella. Okay? Fatta questa precisazione, ritorniamo sulla tabella pivot, vedete che mi ha già riconosciuto l'intervallo della mia tabella, ok? Perché mi ha preso tutte le righe, d'accordo? Abbiamo anche imparato a leggerla, quindi database di partenza vuol dire le celle dalla A1 alla H93 con riferimenti assoluti, e mi chiede dove la voglio creare. Ho due possibilità: o la creo nello stesso foglio di lavoro, e quindi potrei selezionare una qualsiasi cella, non chiaramente all'interno della mia tabella, per crearla nello stesso foglio, oppure la soluzione migliore la si fa creare in un nuovo foglio di lavoro, d'accordo? Quindi dico, la crei in un nuovo foglio di lavoro. Se io do ok, quindi in questa finestra di selezione non c'è altro da dire, do ok, che cosa faccio? Mi viene fuori il layout di costruzione della tabella, ok? Quindi che cosa abbiamo? Qui come mi verrà fuori la mia tabella, e nella parte destra mi vengono fuori i nomi dei campi, che sono questi, e in queste 4 posizioni mi vengono fuori che cosa? Dove questi campi devono essere posizionati. Quindi la posso costruire per righe, per colonne, e posso dire quali sono i campi su cui deve agire a livello di formule come valori. Quindi è chiaro che su valori ci dovranno essere dei numeri. Su questi numeri posso fare delle operazioni matematiche tipo la somma, il conteggio, il minimo, il massimo, eccetera, eccetera. Quindi come la voglio costruire la mia tabella? Voglio per esempio sapere quante ore, no, hanno fatto gli insegnanti e magari su quali materie. Quindi ragiono per riga. Ok, dopo magari facciamo anche dei cambi tra righe e colonne, però sulla riga che cosa voglio mettere? Voglio mettere come primo livello di suddivisione dei dati il nome del docente. Quindi con il mouse prendo il docente e lo metto all'interno della zona delle righe. Se osservate, già qua me l'ha compilato. Quindi questi sono gli elementi unici della mia tabella. D'accordo? Poi che cosa voglio? Voglio una maggior suddivisione, sempre ragionando sulle righe, perché vorrei sapere per ogni tipo di materia quante ore hanno fatto. In questo caso la materia era sul nome, il campo è modulo, seleziono modulo e lo metto al di sotto del docente, e quindi diventa una sottoselezione, diciamo, del docente. Che cosa voglio sommare? Voglio sommare il numero delle ore, quindi il numero delle ore lo metto dentro il campo dei valori. Eccolo qua. Vedete che mi mette somma. Se io clicco l'elenco a discesa, ho la possibilità di, nelle impostazioni campo valore, scegliere un'altra operazione matematica. Quindi potrebbe essere il conteggio, una media, un valore massimo, un minimo, eccetera, eccetera, eccetera. Mi va bene la somma, ok? E questa non faccio altro e ho già ottenuto un riepilogo dei miei dati.
ok? Per esempio c'era il campo filtro, potrei filtrare per che cosa? Magari per data. Quindi potrei usare questa parte della mia tabella pivot per inserire dei filtri. Se io prendo data e lo metto nel filtro, che cosa posso dire? Ok, mi dici per esempio i dati relativi alla giornata del 15, perché mi interessa vedere solo questa. Quindi sto introducendo un filtro all'interno della mia tabella pivot. Se io do l'ok, ecco che mi ha tirato fuori i dati solamente riferiti al 15. Altrimenti gli dico tutto e ritorniamo come prima. Ok? Se volete, vediamo, se fosse stato invece il modulo messo per colonne, la mia tabella pivot si sarebbe trasformata in questo modo. Secondo me così è meno leggibile rispetto a prima, perché intanto sto introducendo molte colonne, quindi anche a livello di visualizzazione vado male. Però dipende da come la vogliamo realizzare, ok? Però vedete quanto flessibile è, nel senso che basta che prenda un campo, lo sposta da una parte o dall'altra, la tabella automaticamente si aggiorna con i valori. Quindi è veramente, da un certo punto di vista, è veramente banale realizzare le tabelle pivot. E il grosso vantaggio è appunto che sono tabelle dei prospetti di riepilogo dei dati. Provate a pensare, se io dovessi ragionare su questa tabella, che adesso ho perso, dove è andato a finire? Eccolo qua. Se io dovessi ragionare su questa per farmi un riepilogo, diventerei matto, ok? Anche se è anche vero, questa è un'altra cosa che adesso vi introduco, è possibile inserire nei campi di questa tabella dei filtri. Come faccio? Se io vado sul menu dati, ho il comando filtro, eccolo qua. Quando io clicco su filtro, se io clicco su filtro, vedete, mi ha messo su ogni intersezione del campo la possibilità di andare ad applicare un filtro. In questo caso, già su questa tabella ho la possibilità di filtrare i dati, per esempio per docente. Non li voglio vedere tutti, ma voglio vedere solamente questa persona qua che cosa ha fatto. Se io clicco, ecco che ho filtrato l'elenco. Vedo che c'è un elenco filtrato da che cosa? Dal fatto che sulla scelta, diciamo, del filtro c'è proprio il simbolo del filtro. Quindi in questo caso capisco che io sto filtrando i dati per il valore, per uno dei valori del campo. Ok? Ritorno su tutto, eccolo qua. Naturalmente che cosa posso fare? Potrei filtrare per data, quindi applicare anche dei filtri diciamo doppi, no? Il 7 e l'8 mi interessa, quindi mi ha filtrato per le 2 giornate e posso scegliere anche un ulteriore livello di filtro e prendere per esempio questa persona qui. Ecco che ho ottenuto un doppio filtro, vedete? Anche qua il simbolo me lo dice, un filtro di qua e un filtro di qua. Quindi capite che Excel come elaborazione di dati è uno strumento molto potente, ci permette di fare veramente tante cose, lavorare poi con le funzioni anche usando delle funzioni complesse diventa una cosa che poi appassiona anche, naturalmente, e quindi non è solo sommare 5 più 3 o fare qualsiasi altra cosa, si apre veramente a un mondo con delle prospettive che sono enormi. Per esempio vi faccio vedere all'interno poi di Excel si può anche programmare, c'è un linguaggio di programmazione dedicato, ma qui bisogna un po' essere un po' avanzati, adesso io non so che livello di conoscenze avete, però si può arrivare anche a programmare all'interno di Excel usando un linguaggio di programmazione che si chiama VBA, sta per Visual Basic for Application, cioè un Visual Basic che è un linguaggio di programmazione ma è dedicato all'applicazione che in questo caso si sta utilizzando, in questo caso è l'Excel. Qui per esempio vi ho preparato un esempio, se io ho una tabella e la volessi compilare in maniera diciamo anche con una serie di controlli eccetera eccetera, potrei entrare nel mondo della programmazione. Se io faccio un doppio clic sul nome mi dice una finestra in benvenuto, no, questa naturalmente l'ho messa solo per farvi vedere qualcosa
tra virgolette spettacolare, buongiorno, benvenuti nell'esempio di applicazione Visual Basic, gli do l'ok e mi si apre una finestra dove io qua posso compilare i dati in maniera diversa rispetto a non inserirli in una cella, andranno magari anche a introdurre, adesso non ci sono, ma anche andare a introdurre tutta una serie di controlli che magari a livello di Excel base non ci sono, quindi io posso scrivere il nome e i dati, quindi tab, mi sposto, quindi è un form di inserimento dati, ok, via Padova, ok, e do il comune Padova, do salva. Nel momento in cui io do salva, dove me lo fa? Mi riporterà i dati nella riga in cui io sono partito con la selezione. Eccolo qua. Ho la possibilità di spostarmi con queste frecce a destra e a sinistra. Naturalmente, se io vado ancora più indietro, mi dice che non posso andare più indietro. Questo è un controllo che ho messo, uno dei pochi che ho messo, perché siamo già all'inizio del mio database. Quindi mi sposto, adesso siamo sulla riga 7, scrivo Pippo Pluto, via Milano 21, Milano, confermo e quindi mi inserisce i dati nella riga che io ho selezionato. Ecco, questo è, diciamo, il massimo a cui si può arrivare, massimo nel senso che a livello di programmazione possiamo realizzare anche strumenti di questo tipo, dove sotto c'è tutta una serie di controlli che vi permettono di non inserire dati sbagliati o di fare calcoli in un certo modo. Un altro, vabbè, questo era un altro esempio, è un po' complesso. Qui utilizzavamo delle funzioni di testo, vabbè, possiamo anche, ve lo faccio vedere velocemente, supponete che io abbia una stringa di testo che potrebbe essere un codice fiscale, no? E vorrei tirare fuori, per esempio, l'anno di nascita, il mese di nascita e il giorno di nascita. Si può fare da un codice fiscale perché sapete che queste due cifre qui sono l'anno, quindi sapete anche quando sono nato, questo è il mese, questo è il giorno e questo è il comune di nascita, no? Questa è una stringa di testo. Per tirare fuori dei dati da una stringa di testo si devono usare delle funzioni che appartengono alla categoria del testo. Quindi anche qua non dobbiamo impararle, dicevo prima, bisogna imparare un po' la filosofia. Ho un problema, come posso risolverlo? Il mio problema qual è? Tirar fuori dei dati da una stringa di testo. Poteva essere qualsiasi altro problema. Bisogna imparare la tecnica, non andare via a memoria, quindi so come estrapolare i dati da una stringa di testo, ma non so fare altro perché non ho capito. Devo capire la tecnica, come si usano le funzioni, come si analizza un problema. Quindi il problema potrebbe essere tirar fuori dei dati da questa stringa. Cosa posso fare? Vado sicuramente, capisco che devo usare delle funzioni perché non posso farlo in maniera diversa. E per usare una funzione dove vado? Clicco su inserisci funzione o clicco su fx. E siccome non so niente, non conosco Excel, che cosa posso fare? Posso o andare su tutte e ognuna per ognuna andare a leggermi sotto che cosa fa questa funzione e capire se mi sta aiutando o no, oppure cerco di andare per intuizione. Che cosa sto trattando? Sto trattando un testo, non sto trattando un numero. E quindi sicuramente la funzione che mi serve è una funzione che potrebbe appartenere alla categoria del testo, sicuramente non a quella finanziaria, sicuramente non a quella matematica o di data e ora. Quindi mi indirizzo verso questa categoria perché il mio problema è gestire un testo. Quando vengo qui e ripeto, non conosco bene Excel, che cosa faccio? Le prime volte devo passarmi le funzioni perché ce ne sono tante e devo capire se una di queste funzioni può risolvermi il mio problema. Cosa voglio tirarmi fuori? E quindi qua è l'analisi, no? La sigla del cognome, perché naturalmente non possiamo tirare fuori un cognome da un codice fiscale. La sigla del cognome sono i primi 3 caratteri. Questi 3 caratteri dove sono? Analizzo e vedo che per esempio sono a sinistra, sono all'inizio, quindi o all'inizio o a sinistra. Quindi cerco magari qualcosa che mi possa tirare fuori da questi 3 caratteri qua. Comincio a scorrere. Adesso non ve li leggo tutti perché perdiamo tempo, però ecco, per esempio ho una funzione che si chiama destra. Cosa fa destra? Restituisce i caratteri più a destra di una stringa di testo. Me ne faccio qualcosa? No, perché io sono a sinistra. Allora, molto probabilmente se c'è un destra, no, sto sempre ragionando, esisterà anche un sinistra.
E quindi, boh, proviamo, vado giù, sono in ordine alfabetico, trovo un sinistra. Sinistra è la funzione che fa il caso mio, boh, leggo, restituisce i caratteri più a sinistra di una stringa di testo. Cavolo, è quella che mi serve. E quindi la uso, quindi do ok. Adesso qui c'è sempre l'autocomposizione, ai primi tempi abituatevi a usarla perché sicuramente è un aiuto, poi con l'esperienza uno la scrive direttamente se sa già cosa deve fare. Il mio testo qual è? Questo, e quindi seleziono quella cella lì e quindi mi riporta la stringa. Num caratteri, che cosa vuole sapere da me Excel qua? Boh, leggo, specifica il numero di caratteri da estrarre da sinistra. Quanti me ne servono di caratteri? 3. Ecco che mi tira fuori un pezzo. Do l'ok, ho risolto il problema, l'ho scritto nel posto sbagliato, così impariamo anche a trascinarlo. L'ho preso col mouse e l'ho trascinato. Vedete che la formula si riporta, no? Cioè, ho risolto il problema. Sulla sigla del nome, cavolo, qui è un po' diverso perché non siamo più a sinistra né a destra, siamo al centro. Bella fregatura. Cosa faccio? Mi serve un'altra funzione. Siamo sempre all'interno di testo? Sì, perché è un testo come prima. Scorro, concatena mi può servire? No. Destra mi serve? No. Fisso. Li leggo tutti le prime volte, li leggo tutti. E a un certo punto, per esempio, trovo una stringa estrai. Stringa estrai, vedete il fatto di avere il nome di una funzione che mi aiuta a capire che cosa fa la funzione. Stringa estrai potrebbe essere interessante? Sì, perché dal nome dice estrai qualcosa da una stringa. Vedete come si analizza il problema e come si cerca di risolvere. Io potrei anche non sapere bene tutte le funzioni di Excel, non le so neanche io tutte, ma cerco di analizzare il problema e cerco di trovare la soluzione a quel problema. In questo caso trovo questa funzione, leggo, restituisce un numero specifico di caratteri da una stringa di testo iniziando da una posizione specificata, quindi non è detto che deve per forza partire dal primo carattere, da dove voglio, può essermi utile, boh, proviamo, do l'ok, si prova. Il testo qual è? È sempre questo. Inizio, cavolo, inizio cos'è? La posizione del primo carattere da estrarre. Da dove devo partire? Non dal primo perché è una R, non dal secondo perché è una C, non dal terzo perché è una C. Mi interessa tirare fuori MSM e quindi io sono dal quarto carattere e quindi gli dico inizia dal quarto. E poi mi dice, ok, io inizio dal quarto, e quanti caratteri vuoi che ti tiri fuori? La domanda che mi faccio è, cosa devo tirare fuori? MSM, sono 3 caratteri. Eccolo qua il risultato, altra potenza del fatto di utilizzare l'autocomposizione, il risultato immediato. La sto scrivendo giusta. Se scrivevo 5 e veniva fuori questa cosa qua, mi serve? No, quindi sto sbagliando. Se invece di partire dal 4 partivo dal 2 e gli dico 3, mi prende questo, leggo e vedo che non sta facendo quello che voglio io e quindi mi correggo e quindi abbiamo detto dal quarto. Sì, ok. Eccolo qua. Ok, eccolo qua. L'anno di nascita, adesso abbiamo capito come fare, giusto? Uso sempre la stessa cosa perché è sempre un pezzo, quindi sarà sempre stringa estrai, eccolo qua, sempre questo, in questo caso l'anno dov'è? 3, 6, quindi deve partirmi dal settimo e mi deve prendere 2 caratteri. Il mese, stringa estrai, anche perché è un po' complicato questo adesso e credo che abbiate capito anche perché. L'inizio quant'è? 3, 6, 2, 8 è il nono carattere. Quanti caratteri? 1 perché il mese è 1. Mi restituisce A. Cosa me ne faccio di questa? Quando sei nato, sono nato nel mese A e quindi è chiaro che così non possiamo lasciarlo. Se dovessimo realizzare un prospetto, no, qualcosa di professionale, non possiamo dire a una persona, boh, vattelo a vedere in internet a che cosa corrisponde. No? Cosa faccio? Mi appoggio a una tabella. In una tabella dove mi metto i simboli, la sigla dei mesi e il mese di riferimento. Questa la potete prendere da internet, per esempio. No? Quindi A è gennaio, B è febbraio, C è marzo, eccetera, eccetera, eccetera. Come la sfrutto questa tabella qui? Intanto gli do un nome. Vi ricordate all'inizio? È meglio dare un nome a una tabella.
seleziono, non mi interessa la sigla del mese, e a questa tabella io do un nome. Nome, per esempio, cosa potrebbe essere? Mese, mese, la stessa cosa, CF, codice fiscale. Me lo invento io, mese CF. Confermo, quindi questa tabella ha questo nome. Ok? Ritorno al mio esempio. Questo non mi deve tirare fuori A, mi deve tirare fuori gennaio. Allora, che cosa faccio? Sfrutto il fatto che ho già scritto questa formula e mi viene fuori scritto A. Ma questo A lo devo cercare. Anche qua, ragionate sempre. Abbiamo questa A, se io voglio sapere che mese è, cosa faccio? Dovrei prendere, memorizzarmi nella mia testa questo A, venire in questa tabella, cercare in questa colonna la sigla che mi sono memorizzato, ok? Quando la trovo, adesso fatalità la prima, no, ma quando la trovo, mi sposto sulla colonna successiva, che è la seconda colonna, e vado a prendermi il valore che trovo, gennaio, me lo metto, me lo memorizzo e qua potrei dire tranquillamente, ah, è gennaio. Ma perché devo fare questo lavoro io se può farlo Excel? E può farlo in che modo? Possiamo dirgli di cercare questo A in questa tabella e quindi sto usando la parola cercare. Cercami questa A in una tabella e quindi, altra tecnica quale potrebbe essere, mi metto in questa cella qui, faccio delle prove, ok? Mi metto in questa cella qui e gli dico, boh, devo cercare questo. Guardiamo se c'è una funzione che cerca fx, vado qui, no? E allora, c'è una ricerca di riferimento qua. Guarda, forse fa il nostro caso, no? Non è data ora, non è matematica, è una ricerca. E scorro, cerca, ma questo è un po' troppo complicato, ma no, vado avanti, no? Cerca in orizzontale. Prima ho fatto una ricerca in orizzontale, no? Ho fatto una ricerca in verticale, se vi ricordate. Quindi forse questa cerca punto vertical mi viene in aiuto. Leggo se risponde al mio problema. Cerca un valore nella prima colonna a sinistra di una tabella, restituisce un valore nella stessa riga da una colonna specificata. Questo fa il caso mio. Come lo uso? Adesso sto correndo, quindi immagino che se fate fatica è comprensibile. No, però cercate di seguirmi velocemente. Cerca verticale è la funzione che fa per me. Come la uso? Non lo so, do ok intanto. E mi viene fuori questo. Mi aiuta Excel, certo che perché mi dice il valore che cos'è? È il valore da ricercare. Cosa devo cercare io? Questo? Perché è da qua che io devo capire quando sono nato. Matrice tabella, che cos'è? È la tabella nella quale vengono cercati i dati. Come l'ho chiamata la mia tabella? Cos'era? Mese, adesso mi ricordo se era mese o mesi, o mese CF mi pare. Ecco, mese CF, vedete che mi è venuto fuori. Finché non scrivo o scrivo un'altra cosa, vedete che qui non mi viene fuori. Quindi anche qua, mese CF, non me lo ricordavo neanch'io, adesso ho la conferma, no? Quindi cerca questa A nella tabella. Indice che cos'è? È il numero della colonna che contiene il valore che mi deve essere restituito. Qui non vale colonna A, B, C, D, vale il numero della colonna. La colonna dove c'erano le sigle era la colonna 1, la colonna dove c'era indicato il mese era la colonna 2, indipendentemente da dove io l'avessi messa. Quindi dico, guarda che il valore che a me serve si trova nella seconda colonna. L'intervallo che cos'è? È un valore logico, questo è un po' complicato adesso da spiegare in questo caso, ma siccome devo fare una ricerca esatta, devo mettere falso. Ok? Vedete che mi ha restituito a gennaio? Me l'ha restituito qua. Ok? Io lo volevo qui. Ma qui che cosa c'è? C'è questa formula qui. Qui che cosa dice? Cerca F2. Ma F2 è questo. Quindi io l'ho scritta in due parti, in due pezzi diversi, va bene perché non sono esperto, quindi non riesco a costruire una formula complicata, la faccio a pezzi, uso delle colonne di supporto, delle celle di supporto, però è chiaro che se poi divento bravo è meglio se compatto tutto, ma allora qui semplicemente cosa capisco? Che sta cercando F2, ma su F2 c'è questa formula qua, per cui se io prendo questa formula qui e la copio, la sto selezionando con il mouse, no?
e la copio con CTRL-C, poi esco perché se la tiene in memoria, vengo qui, gli dico al posto di F2 c'è una formula e te la scrivo qua, cancello e faccio CTRL-V, vedete che mi ha scritto la formula? Premo invio, ha ancora bisogno di fare riferimento a F2? No, se io adesso questa formula la cancello, questo mi rimane perché al posto di F2 che io ho cancellato, no, della formula, l'ho scritta qui. Questo lo sposto e quindi mi sono scritto la formula qua. Cambio, non sono, è un altro codice fiscale, è una persona che è nata nel mese di, mi riporta aprile. Ok? Ci fermiamo qua. Dal mio punto di vista è chiaro che l'invito è a fare dei corsi, adesso facciamo un po' di promozione, ci sta, no? Nel senso che ENAIP organizza corsi di informatica e di Excel. Magari a uno gli viene anche idea di dire, guarda, ho percepito che cosa può fare, la cosa mi interessa per lavoro, mi interessa per approfondire per lavoro, per studio o per qualsiasi altra cosa e faccio un corso di Excel. È chiaro che si parla tanto di autoformazione e in alcuni casi ci può anche stare, forse si risparmia meno tempo e si ha anche no, un'impostazione diversa se si segue qualcuno che lo sa usare in un certo modo. Ecco, quindi io l'autoformazione non dico mai di no, però quando uno fa autoformazione rischia sempre di fare le cose nella maniera non corretta o magari perde tempo. Grazie a voi.